Il castello di Zumelle si erge sulla cima di un colle a strapiombo sul corso del torrente Terche. Il primo nucleo di un castello fortificato a Zumelle risale al I secolo d.C., esattamente nel 46-47 d.C., quando i Romani stavano consolidando la loro influenza sulla Val Belluna. La costruzione si innalzava dove oggi si trova il nucleo principale del castello, in una posizione strategica per monitorare il transito sulla via Claudia Augusta Altinate o su una sua variante. Durante le invasioni barbariche il castello divenne il centro del sistema difensivo locale, prima di essere pesantemente rovinato e cadere in disuso. L'intreccio tra storia e leggenda racconta che il nucleo principale venne riconosciuto e ampliato dai Goti ad opera di Genserico attorno al 540 d.C. La leggenda racconta che Genserico si stabilì nel castello bellunese e dal matrimonio con l'ancella Eudosia nacquero due gemelli, da cui il toponimo Zumelle. Il castello di Zumelle ebbe un ruolo chiave per la storia della Val Belluna e del Veneto settentrionale per tutto l'Alto Medioevo, quando fu coinvolto in sanguinose lotte feudali. Ricostruito nel 1311 da Rizzardo da Camino, signore di Treviso, Belluno e Feltre, il castello cadde successivamente in rovina. Con l'arrivo della Serenissima e delle armi da fuoco, le fortificazioni di Zumelle divennero di fatto inutili. Il maniero venne restaurato negli anni 60. Il castello di Zumelle è il meglio conservato di tutta la Val Belluna. Solo le fortificazioni periferiche sono andate completamente distrutte. Il nucleo centrale, con tanto di mura e di torre, è cinto da un profondo fossato, scavato nella roccia. Si accede al castello e alla piccola corte interna attraverso una strada che si arrampica lungo il pendio. La torre, alta 36 metri, è a pianta quadrangolare e presenta 5 piani, collegati da una scala in legno. Sul lato nord delle mura si trova l'antica chiesetta dedicata a San Lorenzo. Per respirare a pieni polmoni la storia, basta sedersi su una delle panche della taverna o percorrere il porticato del castello e in un attimo ci si sente come un viandante dell'Alto Medioevo o come un pellegrino sulla via dei grandi santuari. La torre, allestita secondo il modello della Casa Torre, accoglie il visitatore come fosse un castellano che dall'alto scruta la valle davanti al castello. Ai piani nobili del castello, invece, dame e cavalieri attendono il visitatore in un'atmosfera fantastica. In una delle ali dell'edificio trova spazio il reparto archeologico, ricavato nelle segrete del castello. Al piano superiore, un magnifico scriptorium con tanto di biblioteca. La leggenda racconta che il castello fu costruito verso il 540 d.C. dal goto Genserico, sulle macerie di un altro maniero prima esistente. Genserico era un misterioso personaggio e uomo di fiducia di Amalasuntha, regina degli Ostrogoti. Dopo la morte della sovrana, uccisa in un'isola del lago di Bolsena per mano di sicari inviati dallo sposo Teodato, Genserico fuggì verso il nord con Eudosia, damigella di corte, che sposò e con la quale si stabilì nel territorio di Mel. Qui ricostruì un castello, ottenendo dal nuovo sovrano degli Ostrogoti, Vitige, il titolo di comes conte e la piena giurisdizione sul territorio. Lo stemma di famiglia fu rappresentato, secondo il Bonifacio, da una sfera d'oro in campo turchino, sormontata da 2 gemelli abbracciati, a ricordo della felicità che allietò la nuova dimora di Genserico, con la nascita di 2 gemelli, Iusprando e Goffredo. Il castello di Zumelle trae nome da questa leggenda, Castrum Zumellarum, ossia Castello dei Gemelli. Una diversa interpretazione fa invece derivare il nome da Zamelo o Zumelo, a indicare l'accoppiamento con il dirimpettaio Castelvint,
del quale rimangono poche tracce sull'altro versante della valle del Terche, a Carve. Secondo alcuni racconti, nella valle tra i due castelli appariva talvolta di notte un fantasma di dimensioni gigantesche. Murcimiro, conte di Zumelle, si innamorò di Atleta, una bellissima ragazza, già promessa sposa del conte di Feltre. Murcimiro perse il lume della ragione, giurando che l'avrebbe avuta anche a costo di morire. Egli tese un agguato al corteo che stava conducendo Atleta a Feltre. Durante il terribile scontro, il conte rapì quest'ultima, conducendola nel suo castello. Per vendetta, Tucherio, padre della ragazza, mosse il suo esercito contro il castello di Zumelle, ma la fortezza resistette agli assedi. Nel frattempo, Atleta aveva sposato Murcimiro e gli aveva dato un figlio, Adelardo. Dopo anni, Tucherio attaccò nuovamente il castello e lo devastò senza difficoltà. Uccise lui stesso Murcimiro e successivamente incendiò la fortezza. Quanto ad Atleta, fu ricondotta a Casteldardo con il figlio e quindi data in sposa a Dazzone. Se nella notte di San Lorenzo il cielo è sereno, il fantasma di Murcimiro non si farà sentire. Ma se il cielo è nuvoloso o peggio, carico di tempesta, allora non esiterà a perseguitare chi si avvicina troppo al maniero. Si avvicina ed ancora una volta siamo alla ricerca di prove, risposte razionali e qualsiasi elemento possa essere utile per spiegare la natura esatta dei rumori e delle sensazioni di cui le svariate testimonianze raccontate dal personale e dai visitatori del castello. Una lucetta blu in mezzo alla sala, basta che la tocchi si accende. Lì da avvicinarti sul tavolo grande o affacciarti anche alla scala perché abbiamo messo un rilevatore in movimento anche ai piedi della scala. Ti va di aggiungere un qualcosa alla leggenda che abbiamo detto prima, che parla del conte Murcimiro? No, io sento aria sulle gambe, ma sento aria sulle gambe, ma è normale. Io sento aria sulle gambe, ma sono loro. Dai, su. Cioè, veramente. Cosa ti ricordi delle urla che abbiamo sentito? Non ti ricordo per caso il periodo in cui il padre di tua moglie ha messo a ferro e fuoco
tua fortezza. Potresti scendere dalla scala. Ma e chi è che è la tomba che è qui allora? Un altro che l'hanno trovato durante gli scavi, ma non sanno di chi è. Non mi ricordo questo particolare. Siamo nelle torture. Nell'attuale sala delle torture. Un tempo, a quanto pare, era una chiesa, un'ex chiesa. Ti ricordano in qualche maniera qualcuno?